Allora, io non so come cambieranno le cose, perché il futuro, sempre quando si è cercato di prevederlo, poi alla fine si è mosso in direzioni totalmente inaspettate. Solo pochi sono riusciti ad azzeccare il futuro, i grandi autori di fantascienza, per esempio Philip Dick. Però forse una cosa succederà. La cosa è questa. E ce la preannuncia la pubblica amministrazione che dice che da dopo il coronavirus il 50% delle persone lavoreranno a casa e questo comporterà dei problemi, ma anche delle grosse opportunità. Perché? Perché così faranno anche molte società private e si avrà una liberazione dello spazio e questo andrà in controtendenza rispetto alla tendenza che c'è stata fino ad oggi di mettere le persone in batteria come se fossero dei polli, comprimendo sempre di più lo spazio, creando gli spazi sempre più ristretti con la scusa dell'efficienza, del lavoro di gruppo. Gli architetti si sono prestati a questa pratica scellerata, sono stati anche bravi perché sono riusciti a trasformare questi pollai anche in luoghi vivibili, ma sostanzialmente ci hanno rubato lo spazio. Adesso invece si avrà abbondanza di spazio perché non è pensabile che tutti gli spazi che saranno inutili per il lavoro domestico possano essere rimessi sul mercato, crollerebbe il mercato immobiliare, tutti questi uffici non li vorrebbe nessuno. E allora abbiamo spazio a disposizione. Il fatto di avere spazio a disposizione ci metterà in un'altra prospettiva rispetto all'ambiente, rispetto al lavoro, rispetto alle cose. Una delle logiche per le quali lo spazio era ristretto e ci mettevano tutti a lavorare in batteria era quello del controllo, ma ormai ci controlla il grande fratello, non c'è bisogno che tutti siamo a vista e allora forse potremmo recuperare forme di intimità e anche le persone che lavorano in ufficio potranno lavorare in ufficio come se lavorassero da casa. Chissà, questo potrebbe essere una bella prospettiva e in questo caso il coronavirus ci avrebbe fatto un regalo.